Fosse per lui chiuderebbe lo spazio aereo sopra Cordenons. Non appena avvertito dell'incidente, il sindaco Mario Ongaro si è precipitato in via Bellasio per sincerarsi delle condizioni dei feriti e appurare la dinamica dello schianto. È stato davanti ai rottami dell'ultraleggero che al primo cittadino è balenata l'idea, potesse essere nei suoi poteri, di vietare il sorvolo del centro urbano, perché le disgrazie in cielo, ha osservato, sono tutt'altro che rare. Nel giugno scorso 2 trevigiani erano morti carbonizzati a Visinale di Sopra. E quindi è facile dire se andiamo a fare un giro in volo perché è bello, e questo si può capire, però bisogna anche capire le pericolosità che ci sono poi all'interno del circuito abitato. I proprietari della casa lambita dal crash sono ancora sconvolti. Ho sentito un gran botto e basta. Meno male che ha deviato perché prendeva in pieno la casa. Siamo venuti dentro là e si è atterrato là. Praticamente ha buttato giù la mura e basta. Secondo l'amministrazione comunale serve dunque più attenzione, una maggiore sensibilizzazione, più severità. E poi bastava anche spostarsi di pochi metri e creare veramente situazioni ancora più gravi, quindi io ripeto, auguro una pronta guarigione, su questo non c'è dubbio, ma stare anche attenti, io credo che oggi tutti dovremmo pensarci.